eccoci qua, cuffie, microfono, pronti per cominciare questa avventura. Perché insomma, in realtà è un po' un'avventura, Sono anche un po' teso stavolta, che è la prima volta. Vediamo un po' cosa succede. Siamo qui per rispondere alle domande che arrivano e naturalmente fino a ieri io mi chiedevo, ma ne arriveranno poi di domande? Non è mica detto. Per fortuna, come dire, qui accanto a me c'è Davide Savelli che ha il polso della situazione e che mi ha rassicurato. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. La prima domanda è di Bianca, che scrive: vorrei che il professore mi raccontasse la storia della bibliolitia, ovvero la triste pratica di bruciare i libri. Chi è stato il primo ad avere questa pessima idea e perché è arrivata sino al presente? È una grande domanda, perché la faccenda di bruciare i libri effettivamente attraversa tutta la storia umana ed emerge in civiltà diverse. Credo che l'esempio più antico sia un esempio cinese e riguarda un personaggio chiave della storia cinese, che è chiamato comunemente il primo imperatore Qin, il che significa che è il primo imperatore della dinastia Qin, ma è anche il primo imperatore della Cina unificata. Lui poi si chiamava qualcosa come Qin Shi Huang ed è vissuto nel III secolo a.C. Per capirci, quando Roma era impegnata nelle guerre puniche contro Cartagine e stava costruendo anche lei il suo impero. Ora, il primo imperatore Qin è un personaggio storico ma avvolto anche nella leggenda, che ha fatto o a cui sono attribuite molte cose importantissime. Tanto per dire, è attribuita a lui la costruzione della Grande Muraglia. Poi, andando a vedere, sembra che in parte tratti di muraglia in difesa contro i barbari del nord fossero già stati costruiti prima di lui, ma il primo imperatore Qin è quello che ha unificato il tutto in un'enorme barriera. È anche quello che ha fatto fare il famosissimo esercito dei guerrieri di terracotta di Xi'an, scoperto una 50 d'anni fa, e che da allora è una delle cose più famose, credo, nel mondo, no? Della Cina antica. Ora, in mezzo a tutte queste altre belle cose, del primo imperatore Qin si dice che ordinò di bruciare tutti i libri scritti prima del suo avvento al potere e, fra parentesi, di seppellire vivi anche tutti i dotti e gli eruditi che avevano servito i sovrani precedenti, ecco. Questa faccenda naturalmente è stata poi messa in discussione, intanto perché i primi a raccontare che l'imperatore fece bruciare tutti i libri sono storici che scrivono un 100 anni dopo al servizio di una nuova dinastia. E quindi insomma è sempre facile attribuire ai sovrani precedenti e ormai sconfitti le peggiori atrocità. Semmai la buona notizia è che in ogni civiltà aver bruciato i libri è un'accusa infamante, ecco, è una cosa, come dire, vista molto negativamente. Nel concreto poi ci sono delle differenze, perché non è vero che il primo imperatore Qin abbia ordinato di bruciare tutti i libri. Ordinò innanzitutto di bruciare i libri di storia. E questo è anche un classico, naturalmente, è una cosa di cui anche noi storici siamo tutto sommato abbastanza orgogliosi, perché insomma le dittature non hanno una gran paura dei libri di chimica e invece dei libri di storia sì. Ordinò di bruciare tutti i libri di storia, conservando però, pare, 2 copie in biblioteca, quindi aveva anche questo scrupolo, e ordinò di bruciare molti altri tipi di libri con l'intenzione esplicita appunto di azzerare la memoria collettiva. Vi leggo anche sono andato a cercare il brano della cronaca antica che racconta questa cosa. Il cancelliere dell'imperatore gli dice: io propongo che tutte le memorie degli storici, tranne quelle della dinastia Qin, siano bruciate. E d'ora in poi soltanto gli accademici potranno possedere questi libri. Quindi notiamo, gli universitari hanno il permesso di averli, ecco, è la gente comune che non li deve avere. Ricordo un po' la biblioteca Lenin a Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica, no? Quando se avevi tutti i permessi potevi anche andare a leggere Trotsky, mentre se eri una persona qualunque Trotsky non lo dovevi leggere. E il cancelliere prosegue, secondo appunto il racconto dell'antico cronista: se qualcuno sotto il cielo ha delle copie dei classici della storia, dei classici della poesia o delle 100 scuole di filosofia, dovranno consegnarli al governatore perché siano bruciati. Chiunque oserà discutere questi libri in futuro sarà giustiziato. E poi quello che io trovo meraviglioso:
Chiunque userà la storia per criticare il presente sarà giustiziato insieme alla sua famiglia. Quindi l'intenzione, come si vede, è chiarissima, e se poi si scopre entro 30 giorni tutto dovrà essere bruciato. Se si scopre qualcuno che non l'ha fatto, sarà tatuato come schiavo e mandato a costruire la grande muraglia. Ecco, qui tutto si tiene. Poi ci sono le esenzioni, però, i libri di medicina, i libri di astrologia e divinazione, anche agli antichi cinesi interessava moltissimo prevedere il futuro. I libri di agricoltura e di scienza forestale, quelli sono esenti, quelli li può possedere chiunque. E invece quelli che vogliono studiare la legge non la studieranno più sui libri, ma prenderanno lezioni dai funzionari dell'imperatore. Ecco, è un programma meraviglioso, come si vede. E a questo punto, certo, sapere se davvero tutto questo è accaduto o se è una gigantesca costruzione a posteriori sarebbe molto bello. Però già il fatto che sia stata inventata questa storia e che sia stata raccontata fino a oggi è un fatto storico memorabile, ecco, su cui vale la pena di riflettere. Poi, Davide, altri esempi di libri bruciati. Beh, ce n'è un altro famosissimo, molto più vicino a noi, ed è il caso della Biblioteca di Alessandria. La Biblioteca di Alessandria d'Egitto, che era la più grande biblioteca del mondo antico, su cui appunto gli autori classici dicono meraviglie, e che sarebbe stata bruciata dagli arabi nel 642 d.C., al momento cioè della grande conquista araba di tutto quel territorio in precedenza greco, romano e cristiano, tutto il Medio Oriente e il Nord Africa, tra cui appunto l'Egitto. Anche qui la distruzione della Biblioteca di Alessandria è stata tramandata essenzialmente da autori nemici degli arabi, nel caso specifico cronisti bizantini, che scrivono molti secoli dopo. La storia di per sé è bellissima, cioè il comandante delle truppe arabe che hanno conquistato l'Egitto si trova davanti questa immensa biblioteca e non sa bene che cosa farne, e scrive al califfo Omar per avere, come dire, istruzioni. E secondo il racconto dei cronisti bizantini, il califfo Omar risponde: se in quei libri ci sono le stesse cose che dice il Corano, allora sono inutili. Se in quei libri ci sono cose diverse da quelle che dice il Corano, allora sono pericolosi. In entrambi i casi possiamo farne a meno, quindi bruciateli pure. Qui siamo abbastanza sicuri che un incendio ci può anche essere stato al momento della conquista, ma che non fa parte, diciamo, della linea, dell'orizzonte culturale degli arabi di allora, distruggere i libri. Gli arabi di allora sappiamo benissimo che sono rimasti assolutamente affascinati dalla cultura greca. Per carità, anche qui soprattutto la cultura scientifica, tecnica, medica, ma anche filosofica, ecco. Quindi anche questa è verosimilmente una leggenda. E tuttavia non si è mai smesso di discuterne, perché ancora oggi, insomma, gli storici si dividono fra quelli che pensano che sia appunto tutta una frottola a danno degli arabi e quelli che invece pensano che tutto sommato può anche darsi che qualcosa sotto ci sia. Quello che è certo è che la Biblioteca di Alessandria è rimasta, come dire, uno dei grandi rimpianti legati alla fine del mondo antico, tanto che molti anni fa in Egitto comunque è partito il progetto di ricostituire ad Alessandria una grandiosa biblioteca. C'è un'altra domanda di Pietro che parla sempre di libri bruciati e chiede: è corretto dire che le prime traduzioni dei classici scampati ai roghi della Chiesa sono opera degli amanuensi? Ed è vero che dopo la caduta dell'impero romano non si produceva più carta e i frati amanuensi utilizzavano gli ampi margini dei libri classici già esistenti per scrivere? Sarebbe per questo motivo puramente utilitaristico che gli amanuensi furono i salvatori delle opere letterarie antiche? Questa è una domanda che richiede, che reclama tutta una serie di puntualizzazioni, perché l'argomento è molto interessante, ma è soprattutto molto interessante per quanto riguarda l'immagine che noi abbiamo della Chiesa tardoantica e medievale. Perché, come dire, qui mi rivolgo direttamente a Pietro che ci ha fatto la domanda, bisogna stare attenti a non esagerare nell'idea che ci facciamo della Chiesa come appunto un'organizzazione oscurantista. La Chiesa ha anche lei bruciato dei libri, ne parleremo, ma non bisogna immaginare appunto per esempio che bruciasse per principio i classici, ecco, non è così in realtà.
E quindi su questo, ecco, abbiamo tempo? Sì, puntualizziamo un momento questa cosa. La Chiesa è sempre stata una grandiosa organizzazione di potere, che ha gestito il potere in modo anche spietato, deliberatamente, che ha avuto un controllo enorme in certi momenti sui comportamenti e sulle coscienze della gente nel mondo cristiano, non sempre nella stessa misura. A me verrebbe da dire che il controllo della Chiesa su quel che pensava la gente era meno forte nel Medioevo di quanto non sia diventato poi all'epoca della Controriforma e nell'età moderna, e che probabilmente in un qualunque paesino italiano 100 anni fa il prete era una figura più importante e più autorevole di quanto non fosse nel Medioevo. Ma comunque è indiscutibile che la Chiesa ha avuto questo ruolo, una grandiosa organizzazione che gestiva potere. Non in malafede in generale, secondo me, ma nell'assoluta convinzione che così si conduceva l'umanità alla salvezza e che questo era necessario, diciamo, nel progetto di Dio. Dopodiché questo non voleva dire però, come dire, bruciare i libri e bruciare i loro autori, bruciare gli scienziati per definizione, diffidare dell'intelligenza. È il contrario. Va detto che la Chiesa per molti secoli, come dire, ha raccolto tra le sue file la grande maggioranza delle persone intelligenti, abituate a ragionare, che avessero familiarità con i libri. E tutta questa gente non era nemica della cultura e della letteratura e dell'intelligenza. E la Chiesa non si è mai sognata di bruciare i classici. Ci sono stati semmai occasionalmente uomini di chiesa che sottolineavano il rischio di innamorarsi un po' troppo dei classici, ma poi finiva lì. I classici li hanno conservati effettivamente gli ecclesiastici che producevano libri, non per caso, ecco, ma perché li hanno copiati deliberatamente. Quanto a produrre la carta, chiariamoci anche su questo, gli antichi non avevano la carta, gli antichi avevano il papiro. E il papiro a un certo punto tra antichità e medioevo è stato sostituito da qualcosa di molto più durevole, la pergamena, e si è andati avanti per secoli a scrivere su pergamena. Il problema della pergamena è che è costosissima perché è pelle di capretto. Quindi quando poi verso la fine del Medioevo i nostri antenati hanno inventato la carta o hanno imparato dai cinesi a fabbricarla, che è la stessa cosa, ecco, è stato un grande sospiro di sollievo a quel punto. C'era un modo per scrivere libri che costassero non più necessariamente l'equivalente di qualche migliaio di euro ciascuno. Dopodiché questi libri erano anche i classici antichi, perché comunque nei monasteri e nelle scuole delle cattedrali c'era gente che amava la letteratura e la filosofia in quanto tali e che ha sempre ricopiato deliberatamente i libri antichi. Noi non avremmo nessun libro antico se non ci fosse stato questa attività di copiatura. Voglio dire che i rotoli di papiro che riempivano la biblioteca di Cicerone o quella di Alessandria, ecco, a noi non ce n'è arrivato neanche uno. Ci sono arrivati frammenti, brandelli, pezzi, ma se noi abbiamo i grandi autori dell'antichità è perché nel Medioevo sono stati copiati. Ecco. Detto questo, è molto interessante vedere che dalla domanda di Pietro che comunque noi ci facciamo questa idea meravigliosa di una chiesa tremenda, oscurantista, malvagia, un'idea assolutamente esagerata che però, come molti altri aspetti del mito del Medioevo, evidentemente ci piace da morire. Concludo dicendo fulmineamente che c'è stato un momento in cui la Chiesa ha ordinato di bruciare anche la Bibbia, perché la Bibbia, tradotta in italiano, non bisognava che la gente la potesse leggere. La Bibbia doveva essere in latino e tu te la facevi spiegare dal parroco. Leggerla da solo non andava bene. È successo nell'oscuro Medioevo, nemmeno per idea. È successo durante il luminoso Rinascimento. Fino al XX secolo bruciare i libri è stata una pratica che si è ripetuta in diverse dittature. Oggi non avrebbe probabilmente più senso. Questa è un'altra cosa molto diffusa, ma sappiate che ora come ora non tutti i libri esistenti sono già stati messi su internet, ecco. A me è capitato di recente di parlare con un collega che fa il fisico e di dirgli le biblioteche ultimamente dopo il Covid non riaprono o comunque riaprono con 1000 difficoltà, e lui lo ha preso come una notizia perché un fisico non ha mai bisogno di andare in biblioteca. Ho dovuto dirgli noi storici ci dobbiamo andare invece, purtroppo. Ora come ora non più di metà dei libri che mi servono per una qualunque ricerca io li trovo su internet. Per gli altri devo uscire di casa, viva Dio, e andare in biblioteca. Ma anche quando tutti i libri saranno su internet, e questo accadrà, guai
se non ne conserveremo anche una copia, come fece il primo imperatore Qin, 2 copie, ecco, nelle biblioteche, perché verrà il giorno che internet collasserà totalmente e non sarà più accessibile, magari fra secoli, e invece i libri per millenni e millenni sono sempre stati la tecnologia in assoluto più efficace e più sicura per conservare le informazioni. Però la curiosità è sovrana e quindi allora a questo punto le chiedo, professore, mi dici il titolo di un libro che non è riuscito a trovare su internet? Vediamo un po', è pieno di libri che non riesco a trovare su internet. Naturalmente il genere di libri che servono a me, come dire, c'è un'edizione delle pergamene valdostane del XIII secolo fatta dall'Archivio di Stato di Aosta una ventina d'anni fa, che non è disponibile su internet, per esempio, ecco. No, ma sono innumerevoli i libri di lavoro, di studio, di ricerca che non si trovano su internet. Va bene, professore, il tempo è ampiamente scaduto. Alla prossima volta, allora. Al termine di questa puntata, un luogo che magari qualcuno vorrà e potrà visitare. È una piazza a Berlino, nel quartiere Mitte, che dal 1947 si chiama Bebelplatz, ma che in origine si chiamava Opernplatz, la piazza dell'opera. Lì, il 10 maggio 1933, i nazisti bruciarono circa 25.000 libri ritenuti pericolosi. A ricordo di quell'evento, oggi c'è l'opera di un artista, Misha Ullman, che consiste in una lastra trasparente sulla superficie della strada che lascia intravedere sotto la strada una camera piena di scaffali vuoti. Accanto c'è poi una targa con una citazione del poeta ottocentesco Heine che recita: «Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini». Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.